Buongiorno squadra, oggi partiamo da Casera Mela per raggiungere prima Rifugio Cava Buscada e poi il sentiero che ci porterà al famoso elefante. Buttiamo dentro i 3 euro del parcheggio a pagamento e si parte. Just one glass in, you're already on my mind. When it gets late, I always realize that I need you. Abbiamo deciso di prendere la scorciatoia che ti porta a Rifugio Cava Buscada. È lo stesso percorso che facevano gli operai per andare al lavoro e non è segnato CAI ma bensì da pollini rossi, ometti e frecce. E il dislivello appunto è notevole e queste persone ogni giorno salivano su, facevano questa salitona per poi appena iniziare a lavorare. E noi siamo già stanchi. già ci immaginiamo la birra. Sti qua appena iniziavano l'orario di lavoro. Mamma mia che vergogna. Raggiungiamo in breve il rifugio, una struttura molto bella con 21 posti letto dove accoglienza e buona cucina non mancano e a completare il tutto un panorama da sogno. Mental picture in my mind just to keep this moment till the end of time, 'cause I know that it might be over after. Lungo il percorso facciamo una piccola deviazione che vi spiegheremo alla fine del video sulla cartina per ammirare il Landre delle Dame, il famoso elefante. Like the drug, I am hooked on you, sweeter than summer wine, baby just hold me tight. Like the drug, I am hooked on you, and that makes me say, oh man, you make it feel like paradise. Goddamn, I think I'm gonna lose my mind. Oh man, you make it feel like paradise. La cima del Monte Buscada per oggi la lasciamo anche perché non vi è un sentiero CAI e quindi va pianificata con precisione. Ritorniamo al parcheggio percorrendo la comoda strada forestale che volendo si può utilizzare anche per salire evitando il ripido sentiero. Al rientro è d'obbligo fermarsi a Casera Mela, un locale delizioso e accogliente dove anche qui il panorama la fa da padrone. You make it feel like paradise. Goddamn, I think I'm Con una breve passeggiata nel caratteristico paesino di Erto, noi vi salutiamo, vi mandiamo alla cartina tabacco, iscrivetevi al canale, zaino in spalla e alla prossima!